Viene eseguita da 100 anni ed è nella storia d'Italia, ma un secolo dopo ancora i nostri giovani non la conoscono. Nelle scuole di tutti i territori ai piedi del Monte Sacro alla Patria la canzone del Grappa dovrebbe essere insegnata. Lo chiede Elena Donazzan, assessore all'istruzione della Regione del Veneto, che, definendosi figlia delle terre ai piedi del Monte Grappa, appoggia l'iniziativa di Rete Veneta. Questa canzone è un inno che racconta la nostra storia, la storia d'Italia e il nostro territorio che fu strategico nella fondazione dell'unità degli italiani e d'Italia. A me spiace molto, ricorda l'assessore, il fatto che quando frequentavo le elementari, ma anche alle medie e superiori, nessuno mi abbia insegnato questa canzone, né la storia che si svolse sul nostro territorio e che lo fece diventare protagonista nazionale. Fortunatamente però la mia famiglia accompagnò la mia crescita culturale ed etica nell'amore per la patria e per il nostro territorio, naturalmente compreso il Monte Grappa. Nella legge sul sistema educativo del Veneto, approvata dal Consiglio regionale nel 2017, ricorda la Donazzan, si dà importanza all'insegnamento di materie e approfondimenti legati all'identità storica del Veneto nel contesto nazionale. Sono certa, conclude, che sapremo così rendere più fieri e consapevoli i nostri giovani della nostra gloriosa storia, della quale la canzone del Grappa è parte integrante.